Siamo all'interno della mostra in compagnia del curatore, il dottor Mauro Passarin, che è anche conservatore del Museo del Risorgimento di Vicenza e che ci accompagnerà nel percorso all'interno delle sale. Racchiude e mette in mostra le foto del fotografo Giuliano Francesconi, stampate a grandi dimensioni, con un impatto visivo veramente notevole. Ma vogliamo chiedere come nasce questa mostra, sulla base di quale idea di fondo. Non è solo una celebrazione del centenario della Grande Guerra, c'è molto di più, vero? Sì, c'è molto. Ecco, nasce proprio da un felice incontro tra questo artista straordinario, Giuliano Francesconi, e uno storico che ha percorso in questi anni parecchie decine di chilometri di trincee sui campi di battaglia, in modo particolare nella provincia di Vicenza, e che ha avvertito, che avverte ancora oggi una presenza straordinaria di quell'umanità che ha vissuto per 41 mesi nel caso della fronte italiana, ma per quasi oltre 4 anni sulle trincee d'Europa. Ha vissuto un'esperienza assolutamente drammatica e credo ancora oggi difficilmente comprensibile. Questo incontro nasce quindi da due sensibilità, quella dell'artista appunto e quella dello storico, che quando frequenta i campi di battaglia ancora oggi trova dei frammenti di quella guerra. Sono delle disiecta membra, le ho chiamate io, dei pezzi assolutamente insignificanti e privi di qualsiasi valore dal punto di vista collezionistico e dal punto di vista museale. Sono pezzi di giberna, schegge di granata, gavette, cucchiai, che ancora oggi sono presenti in maniera consistente sul territorio, sul terreno dei campi di battaglia, che non sono nemmeno più raccolti e che invece secondo me racchiudono ancora molti significati di quella appunto umanità che ha frequentato in maniera incredibile le trincee, i 40.000 chilometri di trincee della fronte scavate nella fronte europea. È come se la guerra fosse entrata nel processo naturale di quei luoghi, perché ogni anno, in modo particolare dopo il disgelo, alla fioritura, con le margherite, con le stelle alpine, con i rododendri, con i bucaneve, la Terra butta fuori anche questi oggetti, a volte sono anche ancora oggi resti umani, e quindi la guerra ha fortemente connaturato quei luoghi. Siamo in una sala all'interno della mostra con tre grandi foto che rappresentano tre maschere antigas. Sono foto che però in un certo senso, ci dicevamo, trascendono un po' solo il riferimento alla Prima Guerra Mondiale. C'è qualcosa che va oltre, vero? Sì, beh, insomma, questa è la sala che parla di brutalità, di orrore, che è una delle grandi sofferenze vissute da questi milioni, 9 milioni di caduti in tutta la fronte europea, sui 50 milioni di combattenti. Questa è una mostra che trascende, non è una mostra precisamente sulla Grande Guerra, ma è una sfida artistica agli orrori e agli errori della Prima Guerra Mondiale. E quindi attraverso queste immagini che sono di una potenza, come dicevi tu, straordinaria, attraverso queste immagini noi parliamo che sono dei capolavori di verità, dei capolavori di precisione, che sono delle opere d'arte contemporanea. Questo era l'intento, è l'intento principale. Ecco, vogliamo parlare non di eserciti, non di ufficiali, non di militari, non di francesi, di italiani, di inglesi, ma vogliamo parlare di quella umanità che, come dicevo, ha vissuto le trincee ha vissuto una vita da trogloditi, come sono stati definiti le trincee d'Europa, solo 100 anni fa. L'hanno fatto tra enormi sofferenze, conoscendo delle armi assolutamente nuove come questa, le armi chimiche usate per la prima volta proprio dai tedeschi 100 anni fa, che poi sono diventate le stesse armi chimiche, gli stessi gas usate poco più di 20 anni dopo nei campi di sterminio. La prima guerra mondiale, soprattutto per i tedeschi, è stato un grande laboratorio. E,
Ecco, quindi l'obiettivo, gli intendimenti della mostra sono proprio questi, insomma, di far vedere una guerra diversa, far vedere la guerra di sofferenza, tanto è vero che le tappe, le 10 tappe, come una sorta di via crucis del soldato, non ci parlano di eserciti, ma ci parlano di fame, di orrore, come in questo caso, di sete, di fango, di brutalità, di sacrificio, di freddo, soprattutto nel caso della fronte italiana, che è l'unica fronte che non si misurava in lunghezza ma in altezza. È una fronte molto particolare, è una guerra del tutto nuova, del tutto inaspettata, alla quale gli eserciti italiano e austro-ungarico non erano assolutamente preparati, non solo dal punto di vista dell'equipaggiamento, ma anche dal punto di vista strategico e soprattutto dal punto di vista logistico. Si pensi che sui 650 km di fronte italo-austriaca il 90%, 90-91% era considerato territorio montano, al di sopra dei 1000 metri, a una quota media di 2000 metri, con alcuni episodi di combattimento vero e proprio, alcune battaglie fino a quasi 4000 metri, 3700 e rotti, 3800 di Punta San Matteo. Questi oggetti apparentemente insignificanti sono qui richiamati ad un nuovo servizio che è un servizio artistico e quindi attraverso l'arte vogliamo parlare di guerra, vogliamo parlare di una certa guerra che ribadisco è quella della sofferenza, è quella della pietà umana e ci sono dei frammenti, dei reperti assolutamente straordinari, carichi di significato. Uno è questo intreccio che abbiamo trovato sul Monte Pasubio, un intreccio di reticolato probabilmente confezionato da da un soldato italiano perché era nelle trincee italiane. Ecco che il fotografo, l'artista l'ha fatto diventare la corona di spine di Gesù Cristo. Dicevo, questi oggetti sono qui ritornati con un'altra funzione e attraverso quella funzione noi evidentemente vogliamo indurre il visitatore a delle riflessioni importanti sugli errori, orrori di quella vicenda che non ha paragoni nella storia dell'umanità ed è, ed è una guerra della quale ancora oggi, credetemi, gli storici non hanno ancora capito alcuni significati e della quale probabilmente non si finirà mai di comprenderne i ruoli, funzioni degli eserciti, la stessa cifra dei 9 milioni di morti è una cifra puramente indicativa, è una statistica, probabilmente non si saprà mai quanti sono realmente i caduti della prima guerra mondiale.